Nostro pomeriggio ricco di appuntamenti. Prima di passare ai prossimi ospiti voglio dare un'anticipazione sulla giornata di domani, che sarà anche l'ultima, che è quella conclusiva del festival. Nel pomeriggio apriremo alle 16, saremo qui in teatro sia nel pomeriggio che la sera. Si parlerà della città ideale, manifesto per un nuovo contratto sociale insieme alla sociologa Daniela Piana. Alle 17 l'argomento sarà totalitarismo, ritorno alla storia con Emilio Gentile, storico e allievo di Renzo De Felice. E alle 18 la tesissima consegna del premio alla carriera al giornalista Sigfrido Ranucci. Alla sera saremo di nuovo in teatro per uno spettacolo che sarà lo spettacolo conclusivo di tutto il festival, alle ore 21, di scena Che ci faccio qui in scena di e con Domenico Iannacone. Ed ora invito Adriana a raggiungermi sul palco per introdurre i prossimi ospiti. Buonasera, benvenute e benvenuti. Vi presentiamo il prossimo incontro dal titolo La scomparsa dei Balcani, con il funzionario dell'Unione Europea Francesco Ronchi, docente politica europea alla Columbia University di New York e a Sciences Po Parigi, che invitiamo a salire sul palco, presenta La scomparsa dei Balcani. Dialoga con l'autore Walter Scherk, giornalista Rai Friuli Venezia Giulia, ideatore e conduttore del programma Est-Ovest. I Balcani stanno scomparendo, politicamente dimenticati da un'Europa che negli ultimi 20 anni ha preferito aprirsi a est fino a inglobare gli ex satelliti sovietici, lasciando così un grande vuoto nel proprio cuore geografico e storico. Il libro è un viaggio dentro tali territori, con l'invito a riscoprirli. Buon ascolto! Buonasera, grazie per l'invito, grazie a Sabina Vidon, grazie a Renzo Furlano per organizzare questo festival, grazie al Comune di Terranova per darci questa possibilità e grazie ai ragazzi dell'Istituto Pertini che vediamo qua super attivi e super agili. La scomparsa dei Balcani, questo è il titolo del libro scritto da Francesco Ronchi. Il libro è un incrocio tra, un pamphlet, un manifesto, così, politico e un racconto di esperienze, di ragionamenti sul proprio vissuto, sul proprio lavoro. Francesco Ronchi è funzionario del Parlamento europeo, a lungo si è occupato di Balcani, insegna a Sciences Po a Parigi e alla Columbia University, quindi ha un contatto con le giovani generazioni, ma anche un contatto con il mondo che aspira ad entrare nell'Unione Europea. Ha seguito sia l'allargamento dell'Unione Europea, sia questo momento di crisi in cui questo allargamento si è sostanzialmente fermato. Il libro è molto bello, molto leggibile, interessante, offre spunti sia culturali, sia politici, sia storici, per cui leggendolo non ci si annoia, pagina dopo pagina è avvincente e ci porta a riflettere su quello che sta succedendo nel sud-est del nostro continente, qua a 2 passi da casa nostra. Un ambiente che si ritrova chiuso da 2 tragedie: la tragedia dell'invasione di Putin dell'Ucraina e la tragedia che in questo momento sta vivendo il Medio Oriente, dagli attacchi di Hamas dell'ottobre scorso ai massacri di Gaza alla guerra adesso in Libano. Il pericolo vero è che queste tragedie, così come è stata innescata la guerra in Medio Oriente, si inneschi anche una guerra nei Balcani per alleggerire il fronte ucraino. Francesco, in media res, è una possibilità concreta secondo te questa? Innanzitutto grazie agli organizzatori, in particolar modo Renzo Furlano, grazie al Comune di Palmanova, grazie a te per il lavoro importante che svolgi ogni domenica su Rai 3, raccontando sempre con eleganza ma anche profondità
civiltà, storie di parti d'Europa molto spesso dimenticate. Io capisco che ci sia un interrogativo sulla guerra, sul rischio che la guerra oggi si riproponga non solo nel Medio Oriente, non solo in Ucraina, non solo nel Mediterraneo, non dimentichiamoci, hai menzionato Gaza, 40.000 morti ad oggi, hai menzionato l'Ucraina, ma anche in Libia, anche di fronte all'Italia c'è una situazione di conflitto, e quindi comprendo che ci sia questa domanda. Io a questa domanda, se la guerra arriverà anche nei Balcani, non ho una risposta. Spererei di avere una risposta, negativa. Quello che posso dire, ed è quello che cerco di raccontare in questo libro, è la mia esperienza. Io, viaggiando nei Balcani, viaggiando per lavoro, ma anche per passione, con tanti amici, qui c'è Giovanni Agostini che ha fatto tanti viaggi con me nella regione, partendo appunto da Trieste proprio, negli anni ho avuto un presentimento. Ho avuto attraverso questi incontri un'intuizione. L'intuizione che nei Balcani qualcosa di malefico, qualcosa di terribile potrebbe accadere di nuovo. Che cos'è questo terribile? Che cos'è questa malvagità? Fatico a dare un solo nome a questo. Però ci sono tre elementi che mi colpiscono in questo viaggio politico nella regione. Il primo è la forza dei nazionalismi etnici, non del patriottismo. Émile Ajar, Romain Gary, il grande scrittore francese, andava a dire che il patriottismo è l'amore dei propri, mentre il nazionalismo è l'odio degli altri. Ecco, nei Balcani c'è forte il vento del nazionalismo. Qualche mese fa a San Pietroburgo, parlavi della Russia, e il presidente della entità serba di Bosnia, sapete che la Bosnia è divisa in varie unità, c'è un'entità serba, ha detto che lui con i musulmani, con i suoi compatrioti musulmani, non vuole neanche condividere l'aria. Un nazionalismo quindi violento, aggressivo. E il secondo elemento è la violenza simbolica, verbale, contro gli oppositori, contro chi la pensa diversamente, ma anche la violenza fisica. Esattamente un anno fa, ai confini tra Kosovo e Serbia, si è sfiorato un conflitto militare, si è sfiorata la guerra. Un gruppo paramilitare serbo, le cui sembianze, origine e storia ricordano gli anni peggiori dei Balcani, ricordano la genesi, le origini dei conflitti etnici tra il 1991 e il 1992, è stato coinvolto in uno scontro militare con le forze di sicurezza kosovara, con morti sul campo. Ed è di qualche mese la notizia che gli americani, attraverso una abilissima operazione di diplomazia pubblica, sono riusciti a scongiurare quello che loro ritenevano plausibile, cioè un intervento armato serbo in Kosovo. Ricordiamoci che il Kosovo, per le autorità serbe, è ancora parte della Serbia, un intervento, dicevo, militare serbo in Kosovo, che avrebbe riaperto così le pagine peggiori del passato dei Balcani. E tutto questo ritorno della violenza, questo ritorno non del patriottismo ma del nazionalismo, si inserisce, impasta in una cultura della morte, in una estetica della morte, che trova il punto più alto nell'esaltazione della pagina più buia in Europa dal 1945 a oggi, il genocidio in particolar modo di Srebrenica. Piazze intitolate agli autori di quel genocidio, commemorazioni istituzionalizzate,
andate per le strade di Belgrado, mi ricordo, mi discutemmo di questo, andate per le strade di Belgrado e troverete murales che inneggiano a Ratko Mladic, l'autore riconosciuto dalla giustizia internazionale di quell'eccidio. Ecco, io non so se scoppierà una guerra nei Balcani, mi auguro che non avvenga e non voglio essere Cassandra, però credo che sarebbe irresponsabile e complice non svegliarsi di fronte ai rischi che oggi arrivano da una regione così lontana ma anche così vicina all'Italia e soprattutto a Palmano. Ricordiamo che in Kosovo c'è un contingente militare italiano di 1000 uomini che opera all'interno della KFOR, una missione della NATO. Ricordiamo anche che abbiamo soldati italiani in questo momento schierati lungo il confine tra Israele e Libano. Tu parli di Belgrado, della responsabilità di Belgrado, del governo serbo in questo tentativo di fomentare un intervento armato serbo in Kosovo. C'è stato la sparatoria di Bajnica, morì un poliziotto albanese, intervenirono poi, ci furono 3 morti da parte serba, ci fu un'inchiesta della KFOR, della missione internazionale, e si stabilì che il responsabile è stato un politico serbo che adesso vive protetto a Belgrado, e l'azione fu comunque organizzata in sintonia e forse sponsorizzata dai servizi segreti serbi. E però, malgrado questo fatto grave, questo tentativo, il presidente serbo Vučić recentemente ha ricevuto sia il presidente francese Macron, che venderà alla Serbia 20 caccia Rafale, sia il cancelliere tedesco Kohl, che è molto interessato alla Serbia perché in Serbia c'è un grande giacimento di litio, e per lo sfruttamento di questo giacimento di litio, il litio è la materia prima necessaria per costruire le batterie elettriche sia per i telefoni sia per le macchine, stiamo passando sopra tanti principi morali. Che Europa, te sei un funzionario del Parlamento europeo, l'Europa come guarda a questi doppi standard? Ma è difficile darti una risposta, perché ci si deve sempre sforzare, innanzitutto quando si parla dei Balcani, ma non solo dei Balcani, di capire che sfortunatamente c'è un filo rosso che lega tutti i nazionalismi, e che se è vero che c'è, come scrivo nel libro, una responsabilità storica e politica di Belgrado, e su questo probabilmente discuteremo anche più avanti, in quello che sta succedendo nella regione, è vero anche che nessuno è innocente. E non dico questo per assolvere altre parti, lo dico per mostrare la complessità della situazione. Stessa complessità nell'affrontare i nostri rapporti in quanto Unione Europea, Europa e la regione. Citavi il caso del litio. Noi vogliamo giustamente accompagnare la trasformazione delle nostre società e delle nostre economie verso un futuro più verde, in cui ad esempio avremo in Europa più vetture elettriche. Se vogliamo avere quel futuro abbiamo bisogno di litio, e se vogliamo essere indipendenti come Europa dobbiamo contare sulle risorse che abbiamo vicino all'Europa, non sulle risorse cinesi, e quelle risorse sono in Serbia, e quindi c'è bisogno anche di realismo. Però io credo che ci siano dei principi invalicabili, dei principi rispetto ai quali non si possa transigere. E il primo principio è che sì, si può fare diplomazia, si deve fare diplomazia, si può parlare a tutti, però è importante che questa conversazione, che questo dialogo con leader che sono accusati di essere autoritari non venga interpretato come una carta bianca. Fate quello che volete in casa, fate quello che volete nel vostro paese. In questi paesi sì, c'è un quadro difficile, ma c'è anche un quadro, Giorgio Servetti parlava di speranza, c'è anche un quadro di speranza, ci sono anche forze di cambiamento, e che
in maniera molto interessante si esprimono, si cristallizzano in qualche modo attorno proprio alla questione che tu hai citato, la questione dell'ambiente. L'opposizione più forte alle tendenze autoritarie, a quel melange, a quella miscela di autoritarismo, nazionalismo e cultura della violenza a cui mi riferivo, viene da cittadini che si ribellano contro cose piccole che riguardano il loro paese, che riguardano il paesaggio, ad esempio, che riguardano lo sfruttamento della regione in cui ci sono queste miniere. E quindi sì, io credo che sia giusto parlare, esplorare il linguaggio della diplomazia, sia giusto andare verso un'ipotesi di autosufficienza, ma che però non si debbano dimenticare queste energie e anzi si debba ripartire da questi mondi. E se dovessimo essere posti in maniera pelosa, in maniera interessata, di fronte all'alternativa, di fronte all'opzione, o state con noi, leader autoritari della regione, e in cambio otterrete quello che volete, litio, armi, compriamo, oppure state con loro, state col popolo, state con chi si batte per la democrazia, beh, io credo che la scelta debba essere chiara. La scelta deve essere che l'Europa sta con quel mondo lì, l'Europa sta con la democrazia. Nessuno deve tornare agli altri. Al momento in cui, al periodo storico in cui ci si sedeva attorno a un tavolo fra leaders e si diceva: tu, leader dell'Est, fai quello che vuoi nel tuo paese perché sei in una sfera di influenza che non ci interessa. Gli altri è finita, l'Europa deve essere in grado di fare in modo che tutti i cittadini, in tutti i paesi, anche nei Balcani, possano scegliere il loro futuro e che non sia il leader locale, in cambio di qualche prebenda, in cambio di qualche facilità per l'Europa sulle questioni economiche, che decide per loro. Quindi spetterà ai serbi decidere. Se i serbi vogliono fare le miniere, si faranno le miniere. Se i serbi vogliono acquistare armi, sfortunatamente, mi auguro che non lo faranno, acquisteranno armi. Però non spetta all'Europa, attraverso un rapporto privilegiato con i dirigenti locali, decidere il futuro di queste genti. Ma perché l'Europa non aiuta questi giovani? Ad esempio, giustamente hai ricordato i movimenti giovanili, i movimenti ecologisti, e qua torniamo su quello che ci ha detto la professoressa Serudetti, parlando dell'Italia e dell'Europa, ma vale anche per i Balcani. Ad esempio in Bosnia ci sono state delle manifestazioni, movimenti giovanili a Tuzla, Sarajevo, contro l'inquinamento ambientale. In Bosnia c'è una concentrazione di centrali e miniere di carbone che producono termoenergia, inquinando. La mortalità di Tuzla per cancro o per malattie legate a malattie polmonari è estremamente alta. I giovani di Tuzla hanno protestato, ci sono state manifestazioni per chiedere la chiusura di quelle termocentrali, hanno chiesto aiuto all'Europa, l'Europa ha fatto orecchie da mercante perché compra quella termoenergia, l'elettricità prodotta da quelle centrali. Dove finisce la giustizia e dove inizia l'opportunità economica e quella politica? Perché l'Europa non riesce a fare un passo in avanti, aiutare le forze positive di quei paesi? Ma il tema del sostegno alle forze positive, direi, è un tema che non si pone soltanto ai Balcani, è un tema che viviamo ogni giorno anche in Europa, e ci sia uno scollamento tra la società, tra le forze più vive della società, tra le forze di cambiamento, il quadro istituzionale. Questo è un elemento comune non solo ai Balcani, ma comune anche all'Europa. Quindi c'è una difficoltà, io direi, complessivamente delle istituzioni, di tutte le istituzioni, di interpretare e dare una risposta alle domande di cambiamento che vengono dalla società. Poi devo dire che l'Europa però fa qualcosa, e l'Europa fa più di quanto facciano gli Stati membri, i singoli Stati membri nella regione. Io, ad esempio, questo è un libro che ho scritto, ovviamente non in veste ufficiale, è un'attività privata e parlo a titolo personale, però io in questi anni credo di aver fatto delle cose, l'istituzione per la quale lavoro credo che abbia fatto delle cose importanti. Noi siamo stati i primi ad andare in Montenegro, che è uno dei paesi più corrotti della regione, che è stato per decenni sotto il controllo di una famiglia, di una persona. Siamo stati i primi a dire al Parlamento montenegrino: voi adesso sulla corruzione dovete dare parola ai cittadini. Abbiamo costruito una grandissima assemblea cittadina contro la corruzione,
prendendo ragazzi che venivano dalle campagne, appunto, ma anche anziani, perché ci sono i giovani, ma ci sono anche gli anziani, appunto, e aprendo loro il Parlamento del Montenegro, facendo in modo che le autorità montenegrine fossero spinte ad ascoltare le domande che venivano appunto da questi cittadini. Quindi sì, c'è un problema di scollamento, c'è una difficoltà delle istituzioni ad ascoltare i cittadini, però ci sono anche dei casi positivi, ci sono anche delle speranze, ci sono anche degli elementi di cambiamento. E se c'è una ambizione che questo libricino ha, è proprio questo, è quello di creare dei canali di visibilità per questi mondi, di dare loro un po' di luce per costruire un'ipotesi di cambiamento. Perché guarda Walter, il vero tema riguardo alle forze del cambiamento non è tanto il tema del sostegno finanziario, ad esempio, non è il tema del sostegno finanziario, non è spesso mi si chiede, mi si dice, ma perché non sostenete gli attori del cambiamento in serie? Il punto non sono le risorse si possono anche trovare, il punto è la solitudine. Il problema è che se tu ti trovi in una cittadina della Serbia profonda, schiacciato da dinamiche di corruzione e di potere che rendono difficile la sopravvivenza, perché il lavoro dipende dall'andare di fronte a un politico con il cappello in mano a chiedere la raccomandazione, e se non la trovi non guadagni nulla, perché la tua casa dipende dal politico di turno, perché la tua stessa sopravvivenza, tu parlavi dell'inquinamento, dipende da questo, perché la libertà di espressione e quindi anche l'incolumità fisica di fronte alle aggressioni del potere contro le forze del cambiamento, perché, come dico, di fronte ad una quotidianità così difficile il vero rischio è la solitudine, è di trovarsi solo, di perdere speranza e di non avere più un interlocutore. Quindi quello che bisogna fare, a mio parere, è dare visibilità a queste forze. Tu parlavi dei ragazzi di Tuzla, ci sono tantissime realtà nella regione importanti, e io credo che mettere una luce su queste forze, evitare che si spengano nel disincanto, nel cinismo, perché sono legate quelle cose, no? Si perde speranza e poi si diventa cinici e poi ci si adegua al sistema. Questo è il circolo vizioso, il circolo perverso dei Balcani. Ecco, rimettere la questione dei Balcani al centro, aprire un dibattito in Italia, nel silenzio dell'Italia anche su questi temi, credo che sia un contributo piccolo ma utile per aiutare queste forze. L'Italia, l'Europa può parlare dei Balcani, può affrontare il problema del nazionalismo, della sete di sovranità, in un momento in cui diciamo quello che ha prodotto le guerre nei Balcani lo stiamo riproducendo noi in Occidente. In Italia, in Francia, domenica si vota, in Austria probabilmente vinceranno i Freiheitlichen, per non dire di quello che è successo in Brandeburgo e in Germania in generale con la AfD, le stesse elezioni in Francia. Non siamo un po', come dire, l'Europa di oggi non è l'Europa degli anni 90, della speranza che offriva l'Europa all'epoca ancora Comunità Europea, non ancora Unione Europea. L'Europa di oggi è anche l'Europa di Orban, come giustamente dici, che il Parlamento europeo ha definito come un autocrate eletto, quindi anche un'Europa delle autocrazie. Però io credo che ci sia ancora una differenza sostanziale fra quello che avviene fuori d'Europa, fuori dall'Unione Europea, e quello che sta accadendo qui nell'Unione Europea. E dico questo non per sottovalutare l'importanza e la gravità delle spinte che stanno cambiando la nostra politica. Dentro AfD, estrema destra tedesca, ci sono forze chiaramente neonaziste, quindi è un elemento di preoccupazione. Però io, e dico questo, ripeto, sulla base della mia esperienza nei Balcani, io credo che ci sia ancora una distinzione tra l'Europa, tra l'ordine politico e sociale che abbiamo costruito con fatica dal 1945 ad oggi in questo continente e i Balcani. E per me discrimina la violenza. Cioè, io credo che in Italia, ad esempio, ormai anche le forze più estreme del nostro Parlamento non riconoscono più la violenza come strumento di risoluzione delle controversie.
io posso pensarla in maniera diversa, però non credo che la violenza, che l'eliminazione dell'avversario debba essere lo strumento per risolvere quella differenza. Abbiamo fatto un percorso lungo, un percorso difficile, che è passato attraverso la lezione delle 2 guerre mondiali, che è passato in Italia attraverso la lezione del terrorismo, quanti danni ha fatto il terrorismo, delle morti di mafia, però noi abbiamo capito, credo, come società, che la violenza istituzionalizzata non è lo strumento per gestire la complessità, la difficoltà del vivere comune. E questo vale, lo devo dire per me, anche per parti dell'estrema destra in Europa. Può piacere, può non piacere, io vengo da un'altra storia, chiaramente. Nei Balcani la situazione è diversa e nasce da qui la violenza. Io ho il timore, ho il sentimento, l'intuizione, come dicevo, che in larghe fette di quella società, di quelle società, non solo della politica, ma anche della società, si pensa che la violenza, che l'eliminazione dell'avversario, soprattutto dell'avversario etnico, ma non solo, sia ancora uno strumento di risoluzione dei conflitti. Non è stato fatto quel lavoro ideologico, valoriale, che con difficoltà noi abbiamo fatto, nonostante quello che questa regione ha vissuto negli anni 90, nonostante quelle tragedie. Quindi io penso, per rispondere alla domanda, che sì, con tutte le ambiguità che questo modello ha, con tutte le ambiguità che l'Europa ha, io credo che l'Europa abbia ancora una legittimità rispetto a questi mondi e rispetto a questo discorso. Non la legittimità di dare lezioni, non la legittimità di dare lezioni, ma la legittimità di accompagnare, se richiesto, come nel caso, visto che vogliono aderire all'Unione Europea, di accompagnare queste società, questi paesi verso ordini politici e sociali che mettono fuori dal campo la violenza, che dicono qui non c'è spazio per la violenza, non esiste che tu armi milizie paramilitari in Kosovo per eliminare il tuo avversario politico. Perché non ci sia violenza c'è bisogno di 2 cose, di legalità e di giustizia. A seguire alla nostra conferenza ci sarà la conferenza del professor Cassese, il fratello del professor Cassese, mi piace ricordarlo, Antonio Cassese, perché è una figura positiva che ha portato l'Italia a essere protagonista di una grande rivoluzione nel diritto internazionale, la creazione della Corte internazionale per i crimini di guerra, e poi Antonio Cassese è stato presidente del Tribunale internazionale per i crimini di guerra commessi all'Aia. Corte che funzionava su 2 principi: il delitto è commesso da un individuo, non da un gruppo, e rispondono tutti per quello che è successo. Viene accettato il diritto internazionale dei Balcani, e l'Europa di oggi è la stessa Europa degli anni 90 che ha formato queste corti internazionali, che hanno avuto un ruolo estremamente positivo, a mio parere, nel pacificare almeno temporaneamente il Balcani. Il mondo a cui tu ti riferisci, il mondo che pensava che potesse esserci una giustizia internazionale in grado di risolvere i conflitti, in grado di risolvere pacificamente le controversie, è un mondo che è finito. E tu parlavi dei Balcani, ma quello che sta succedendo in queste ore in Medio Oriente è la chiara indicazione del cambio d'epoca. Ho l'impressione che in Libano, in Israele, in Palestina si sia perso il controllo della situazione. E si è perso il controllo della situazione proprio perché non c'è più quel quadro globale che, con tutti i limiti che aveva negli anni 90, però rappresentava un quadro comunque di gestione, diciamo, delle crisi, e che aveva anche, diciamoci la verità, in qualche modo delle potenze egemoni sulla questione della giustizia internazionale, non tanto gli Stati Uniti, però diciamo in qualche modo l'Occidente. Quel sistema lì è finito, e quel sistema lì è finito in tutto il mondo e soprattutto nei Balcani. Io parlavo del caso di Srebrenica,
Su Srebrenica, sul genocidio di Srebrenica, c'è un pronunciamento di giustizia internazionale, quindi è un fatto assodato. Eppure esso è sistematicamente sfidato apertamente dalle stesse istituzioni di molti paesi della regione. Scusa Francesco, ricordiamo che il Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia ha giudicato Srebrenica un genocidio. Nella sentenza finale con cui sono stati condannati Mladic e poi anche Karadzic è detto che Srebrenica era un genocidio. Il punto è, quel mondo è finito, il punto è che cosa sostituisce quel mondo, che cosa può sostituire. Io credo che se l'Europa ha un ruolo sia proprio quello di rendersi, di farsi alfiere in Europa, nel continente europeo, di un sistema di regole che deve essere rinnovato, che deve essere cambiato, ma che è comunque in linea e fedele a quei principi di giustizia internazionale. E per me quel sistema si chiama Unione Europea. Per me l'Unione Europea resta l'unica struttura al mondo in grado di gestire in maniera pacifica e in un quadro di comunità di diritto le grandi questioni geopolitiche, le grandi questioni anche umane a cui tu facevi riferimento. E quindi se vogliamo evitare che la frana di quel mondo che si sta esprimendo, di quel sistema giuridico, di quel mondo, di quel modo di vedere il mondo, che si sta esprimendo già in maniera drammatica nel Medio Oriente, nel Mediterraneo, in Ucraina, se vogliamo evitare che quella frana arrivi anche qui in Europa, nel cuore dell'Europa, nei Balcani, con la stessa forza violenza con cui si sta esprimendo in quelle regioni, l'unica risposta è l'Europa. L'unica risposta è più Europa, l'unica risposta è fare in modo che l'Europa e l'Unione Europea continuino ad essere il faro e il baluardo di legalità internazionale, non più su scala mondiale, perché non è più possibile, ma almeno su scala continentale. Per questo non possiamo perdere i Balcani. Per questo la questione dell'allargamento dei Balcani, io so che molti sono scettici, no? Ne discutevo questa mattina, appunto. Molti dubitano, dicono ma perché dobbiamo allargare l'Unione Europea, l'Europa ai Balcani? Ma perché sono diversi, sono difficili, c'è violenza, questa violenza se li teniamo dentro finirà col contaminarci. Io penso il contrario. Io penso che se noi vogliamo portare pace a questo continente in un tempo di guerra globale, dobbiamo aprirci a quel mondo restando noi stessi. Quindi stando fedeli a quei principi di giustizia internazionale a cui tu facevi riferimento e che negli anni 90 hanno animato quella grande stagione di diritti umani di cui Antonio Cassese è stato un grande esponente. Ritorniamo alla conferenza che ci ha preceduto, si parlava di giovani, del bisogno dei giovani di giustizia. Te sei insegnante a Parigi e a Columbia di New York. In queste due università ci sono state grandi manifestazioni per i fatti di Gaza e di Israele. Sono state represse. È una risposta giusta questa che l'Occidente sta dando a questa generazione di giovani? Allora, sono due casi diversi ma che hanno un elemento in comune. Nel caso degli Stati Uniti e nel caso di New York c'è una forte domanda di identità negli studenti. Vedono nel caso della Palestina un esempio di oppressione razziale, che è razziale perché è il termine giusto per capire la questione, cioè persone di colore, persone sfruttate, e quindi vedono in quella questione lì un simbolo di oppressione, su elementi però fortemente identitari, no? La razza, questi. Il caso francese è diverso perché al contrario in Francia, come sapete, c'è una grande tradizione universalista e l'idea è che appunto siamo tutti uguali e quindi io, studente parigino, sono uguale allo studente palestinese, e quindi sono due casi diversi, però c'è un elemento in comune. L'elemento in comune è una domanda fortissima di giustizia, una domanda di giustizia che si esprime probabilmente in maniera confusa, anche con molti limiti, con i limiti che possono avere i movimenti, ma che mette in luce il doppio standard che l'Occidente sta utilizzando sulle questioni internazionali. Giustamente c'è una mobilitazione per difendere l'Ucraina, che è stata aggredita in maniera illegittima dalla Russia e da Putin, però l'illegalità non si limita all'Ucraina. Quello che è accaduto
a detta della Corte internazionale di giustizia, quello che è accaduto che sta accadendo in Palestina, a Gaza in particolar modo, non è in linea con il diritto internazionale. E quindi io credo che le mobilitazioni confuse, parziali se volete, di questi studenti portino proprio al centro questa responsabilità, la responsabilità dell'Occidente di non applicare un doppio standard, ma di avere un dovere di coerenza. E pongono anche una grande questione, la questione dell'ascolto. Chi fra le forze politiche in questi paesi, in Francia e negli Stati Uniti, sta davvero ascoltando questa domanda di giustizia? Chi la sta incarnando? Ecco, io ho paura che in Francia, come negli Stati Uniti, ma temo che sia un discorso complessivo, la politica istituzionale sia sorda rispetto a queste domande di giustizia. Quando le istituzioni diventano sorde, il rischio è la radicalizzazione, e la radicalizzazione fa male alle democrazie e fa male alla società. Dovrebbe esserci un giudice a Berlino, in questo caso un giudice all'Aia, come ha detto la professoressa che ci ha preceduto. La questione però, appunto, perché la politica internazionale snobba la Corte internazionale? Abbiamo giustamente messo in risalto l'azione positiva dell'inchiesta fatta dalla Corte internazionale per i crimini di guerra dopo i fatti di Bucha. Stiamo invece però mettendo sotto una sordina di silenzio l'azione della stessa Corte a Gaza e in Medio Oriente. Perché l'Europa, il Parlamento europeo, non si esprime su questa questione, sulla questione di avere una giustizia giusta e uguale per tutti? Ma io penso che l'Europa su questo si esprime. Forse non si fa sentire, hai ragione, non si fa sentire, però l'Europa su questo si esprime. Ecco, se c'è ancora una entità, se c'è ancora un sistema istituzionale che si batte per quel mondo multilaterale, che si batte per quel mondo di giustizia, questa è l'Europa. E se devo essere sincero, uno dei risultati di questo lungo viaggio nei Balcani è stato anche quello di capire meglio l'identità europea, di capire meglio che cosa siamo e di capire meglio l'unicità di questo modello, l'unicità del modello europeo. Guarda, se noi oggi possiamo discutere di questo qui a Palmanova, in Europa, è perché apparteniamo ancora a una società di diritto che riconosce la centralità del principio. Se noi usciamo dall'Europa, se noi usciamo da Palmanova, se noi andiamo nei Balcani, se noi andiamo nel Medio Oriente, se noi andiamo in Nord Africa, i discorsi che facciamo oggi non avrebbero alcuno spazio, non soltanto, attenzione, non soltanto perché non ci sono le minime, in molti casi, le minime libertà, i minimi diritti civili e politici per esprimerci, ma anche perché non c'è più quel minimo di consapevolezza culturale rispetto all'importanza della giustizia e della giustizia internazionale. Io penso che l'Europa mantenga ancora un nucleo, mantenga ancora una consapevolezza su questi temi. Continuerà questa consapevolezza? Il corso della storia anche in Europa, come stai sottolineando a più riprese questa sera, non va in quella direzione, però c'è un motivo. Non sono pessimista su questo. Un'altra questione, faccio un po' il bastian contrario anche contro quello che sono le mie opinioni personali. Un'altra questione che distingue l'Europa è la libertà di avere un passaporto, di avere un passaporto europeo, di poter circolare, la libertà di circolazione che è stata allargata anche agli stati dei Balcani che aspirano ad entrare in Europa. Parlavamo dei giovani. I giovani usano questa libertà, la libertà di andare in Germania, di andare in Francia, di andare in Belgio, per scappare da questi paesi. Sono stato recentemente a Osijek, che diciamo la principale città della Croazia orientale, ai confini con la Serbia. Per caso sono passato davanti a 3 licei, tutti e 3 licei c'era la tabella all'ingresso, lezioni fatte in tedesco. Intere generazioni di giovani croati stanno studiando in tedesco per essere pronti, fatti 18 anni, ad emigrare in Germania. Era questo l'obiettivo dell'Europa. Perché
noi usiamo un diritto fondamentale affermato, un diritto positivo affermato dall'Europa per impoverire quei paesi. La stessa cosa sta succedendo a Sarajevo. L'anno scorso ha fatto scalpore a Sarajevo la scuola per infermieri, un liceo. Finita la scuola, tutti gli studenti, soprattutto studentesse, senza esclusione, fatta la maturità, sono partiti per la Germania e hanno trovato subito lavoro, tra parentesi, come infermieri e poi specializzandosi per gli ulteriori studi in infermieristica. Perché una cosa buona può trasformarsi in un boomerang per l'Europa? Se questi giovani scappano, i Balcani saranno sempre peggiori. Magris mi sembra una volta disse: quando sento la parola frontiera cerco la pistola. Io credo che sia una grande conquista di civiltà il fatto che nei Balcani, anche nei Balcani e soprattutto tra i Balcani e l'Europa, le frontiere che ci sono ancora, però diventino sempre più porose e sempre più aperte. E penso che il viaggio, penso che la scoperta sia un atto di libertà, sia una conquista straordinaria. Però appunto deve essere una scelta libera. E l'uso che si fa oggi dell'emigrazione, che nei fatti si sta facendo oggi dell'emigrazione nei paesi dei Balcani, mi ricorda un po' l'ultimatum che il generale Jaruzelski all'inizio degli anni '80 in Polonia pose ai dissidenti politici contro il socialismo. Disse: avete due scelte, o restate qui e la vostra vita sarà impossibile, la repressione sarà durissima, non sopravviverete, oppure se no potete avere una bella vita, partite, andate. Ecco, implicitamente mi sembra che i regimi autoritari dei Balcani stiano riproponendo lo stesso interrogativo, la stessa opzione ai giovani dei Balcani. E quindi oggi il tema che si pone, a mio parere, non è tanto quello della partenza, che è giusta e che è uno strumento di emancipazione, ma è quello della libertà nella partenza ed è soprattutto quello del ritorno. A me quello che mi colpisce nei Balcani, quello che mi ha colpito soprattutto in Serbia, non è che i giovani vogliano scoprire il mondo, che vogliano vedere Parigi, Berlino, Milano, Roma, bellissimo, straordinario. Quello che mi ha colpito è che nei Balcani, e c'è un sondaggio molto interessante a questo proposito, in Serbia in particolar modo, i giovani che partono dicendo che non vogliono mai più tornare nel loro paese. Ed è una sconfitta incredibile. Partire dalla propria terra, partire da casa, sapendo che non si farà più ritorno, non volendo più ritornare, vuol dire che la politica di questi paesi ha fatto terra bruciata. E quindi io credo che l'Europa, quello che deve fare nei Balcani non è impedire ai giovani di partire, anzi, vanno incoraggiati, però bisogna creare le condizioni perché se vogliono possono tornare. E quelle condizioni hanno un nome. Sì, è lo sviluppo economico, chiaramente, però lo sviluppo economico deve essere distribuito. Il nome è democrazia. Il nome è democrazia, che è un principio molto semplice, che si declina in tutti i livelli, è il principio di uguaglianza, è il fatto che siamo tutti uguali. È il fatto che io, anche se sono un ragazzo della periferia di Belgrado, ho gli stessi diritti del capetto politico vicino al clan mafioso di Zemun o di non so dove a Belgrado. Questo è il principio. Se c'è democrazia si può tornare. Se non c'è democrazia, se c'è tirannide, non si torna. Guarda, io ho viaggiato e ho anche lavorato in tanti paesi. E so che in Europa e fuori dall'Europa, e so che va di moda il relativismo, va di moda dire che l'Europa ha una storia democratica, il Nord Africa non può avere quella storia, non può avere una democrazia perché ha un passato più complesso, l'Afghanistan, no, ci rinchiudiamo nelle specificità storiche che esistono e che non vanno negate. Però io credo che ci sia un principio universale, credo che ci sia una universalità. Questo principio universale è il principio di dignità umana. Istituzionalmente possiamo dargli il nome democrazia, io il nome
che dò questo principio, al principio di dignità, però c'è questa cosa istituzionale, c'è questo elemento universale. E come Europa io credo che noi dovremmo cercare di fare in modo che non soltanto in Europa ma anche altrove questo principio esista, questo principio sia universale. Poi, ripeto, lo vogliamo chiamare democrazia? In India lo vogliamo chiamare diversamente? Oggi l'India ha molta tradizione, pensare di esportare il modello democratico italiano che non funziona male in Italia, pensare di esportarlo in India è un controsenso, però il punto sono i valori. Il punto è fare una politica estera che si liberi del realismo ottocentesco del passato, di questa visione per cui gli accordi si fanno solo fra capi di Stato e di governo, nel chiuso delle stanze, principio di non ingerenza per cui no, sono diversi da noi non possiamo spingere più. Liberarsi di questo approccio ottocentesco e ripartire dai valori. Il primo valore è quello della dignità umana, siamo tutti uguali, dobbiamo creare le condizioni perché questa dignità possa esercitarsi. Il relativismo è anche sinonimo di cinismo ed è soprattutto una forma in cui amano nascondersi gli avvocati dell'antico regime, i conservatori, chi ama in India la società fatta a caste e chi ama anche in Italia la società fatta di caste e di privilegi. Nel tuo libro, torniamo a parlare di giovani, nel tuo libro c'è un capitolo intitolato La sindrome di Trieste. Io triestino cercavo questa sindrome, avevo tanti difetti, poi ho capito di cosa si trattava, del problema demografico. Ci puoi dire così, la sindrome di Trieste, cioè il calo demografico, il fatto che non c'è crescita demografica, declinato in realtà. Io sono triestino di cuore e di intelletto, diciamo. Povero me. La sindrome di Trieste è un'espressione che mi colpì molto e che diciamo chi l'ha coniata. La sindrome. Allora, vi ricordate l'11, siamo tutti giovani, però non più giovanissimi. Ricordate l'11 di settembre del 2001, l'attacco alle Torri Gemelle. Nel settembre del 2001, in Francia parte la campagna elettorale per l'elezione presidenziale più importante probabilmente degli ultimi 30 anni in Francia. Ed è il momento dei discorsi di investitura, dei grandi discorsi di lancio della campagna elettorale. E io, che sono tra le tante cose anche appassionato di politica francese, ricordo sentire, e ero appunto all'epoca un attento osservatore, e ascoltavo il discorso di Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen è il patriarca dell'estrema destra francese ed è il padre dell'attuale leader della destra francese, Marine Le Pen. E mi attendevo da parte di Jean-Marie Le Pen un discorso sulle macerie delle Torri Gemelle che erano crollate da poco. E Le Pen cominciò il suo discorso parlando di una città lontana, di una città che vive nella nostalgia dell'antico impero, dell'impero asburgico, una città, ricordo a mentre, una città di fronte al mare, una città coi caffè, Trieste, e la sala di francesi non conosceva Trieste. E incominciò a parlare del declino di Trieste, del declino demografico di Trieste. Disse: Trieste è l'Europa, è il cuore dell'Europa, però Trieste è una città che sta morendo, perché gli abitanti se ne stanno andando, i bambini non crescono e quindi è destinata al declino e all'abbandono. E Jean-Marie Le Pen utilizzò Trieste come metafora, come simbolo del declino dell'Europa, del declino demografico. Ed io, viaggiando nei Balcani e vedendo anche, se andate, è impressionante, appunto, ci sono villaggi che sono ormai in rovina, che sono abbandonati completamente, in cui non c'è più nessuno. Pensai appunto a quell'espressione, a quella sindrome di Trieste. E che cos'è la sindrome di Trieste in realtà? Le Pen, per lui la sindrome di Trieste era la sindrome di un declino esistenziale, del declino di una civilizzazione.
Per me la sindrome di Trieste è un'altra cosa, e l'ho capito nei Balcani. Quando le società sono vulnerabili per via dell'invecchiamento e dello spopolamento, quando i villaggi si spopolano, la presenza del diverso diventa particolarmente perniciosa, particolarmente pericolosa e particolarmente insidiosa. Perché? Non perché si abbia paura, dello straniero, ma perché la presenza di una persona nuova, la presenza di un esterno in un villaggio che si sta svuotando, ti ricorda una cosa che vuoi rimuovere, che la tua società, quel tuo villaggio sta scomparendo. È quella che gli psicologi chiamano appunto una sindrome di rimozione. C'è un oggetto, c'è qualcosa che ti richiama una paura che avevi nascosto, che avevi cancellato. E questo è quello che sta succedendo ad esempio nei Balcani. In Bosnia è molto interessante quello che avviene. In Bosnia, nell'entità serba, i leader separatisti se la prendono per esempio con gli immigrati di origine musulmana mediorientale che passano attraverso la Bosnia, che passano attraverso i Balcani per arrivare a Trieste, per arrivare in Europa, non contro di loro, non perché abbiano un problema particolare, ma perché dicono: questo è il vecchio progetto di islamizzazione che i bosniachi, che i musulmani di Bosnia volevano fare. Questo è il progetto antico delle guerre del 1992 che oggi prende un'altra forma. Quindi capire la demografia, capire le paure che la demografia innesca, crea, e come queste vengono sfruttate appunto per rianimare antichi fantasmi, antiche paure, credo che sia importante e interessante. Ci stiamo avvicinando alla fine. L'ultima cosa, i Balcani sono percepiti però anche da una gran parte politica dell'establishment politico europeo, sia di destra sia di sinistra, come una specie di, come dire, di buco nero in cui si può mandare le cose indesiderate. Ad esempio, il governo socialdemocratico danese, visto nei giorni scorsi, sta per aprire, ha deciso di aprire un carcere in Kosovo dove trasferire i propri carcerati che in Danimarca sono in sovrannumero. Noi stiamo per aprire in Albania dei centri di identificazione per i profughi che sbarcano a Lampedusa. Perché questa tendenza a scaricare sui Balcani queste persone? Ma anche rifiuti tossici, industrie che sono nocive, industrie che sono altamente inquinanti. Ma è una tendenza trasversale nella politica. A prescindere dal caso italiano, albanese, diciamo, il governo italiano, diciamo, qui in realtà c'è un errore di impostazione. Vuol dire non avere capito nulla del mondo, niente del mondo. Cioè l'idea di fondo è che noi blindiamo il nostro vicinato, il Mediterraneo, il Medio Oriente, i Balcani, e lo blindiamo assegnandolo agli autocrati di turno. Gli autocrati di turno chiudono le società e quindi in queste società chiuse si può fare di tutto, si può addirittura arrivare a esportare i rifiuti tossici. E cosa gravissima appunto, cosa indicativa però dei tempi in cui viviamo, che tu giustamente hai sottolineato implicitamente, che gli uomini e i rifiuti tossici vengono accomunati, no? Si esportano uomini e rifiuti tossici e pensiamo che questo aiuti la stabilità dell'Europa. E questo è sbagliatissimo, perché non è vero, perché sono le società bloccate dall'autoritarismo che portano a destabilizzazione e non alla stabilizzazione, perché sono come pentole a pressione, che ribollono e poi esplodono. E guardate, qui non si tratta di essere appunto profeta di sventura o di essere un grande visionario, questa è Gaza, che abbiamo trasformato in buco nero. C'è un libro che si chiama Il buco nero, che è la storia di Gaza, appunto.
appunto, di questa enclave chiusa da cui non si poteva uscire proprio, sigillata, che abbiamo lasciato agli islamisti più duri, perché Hamas, non dimentichiamo, ottobre... Perché sono violenti, riuscivano a governarla con la violenza. Solo con la violenza, e in cui appunto alla fine poi esportavamo di tutto, prodotti con l'aiuto umanitario, entravano delle cose, lasciamo stare. Ecco, se questa è la via che l'Europa vuole correre, in bocca al lupo, buona fortuna. Quello che è chiaro è che raccoglieremo tempeste. E guardate, noi siamo nei Balcani qui. Cioè Palmanova è più vicina alla Bosnia che a Milano. Il futuro a me ha colpito, venendo a Palmanova ho cercato di capire anche un po' l'importanza dei Balcani per Palmanova. E non è soltanto una questione di vicinanza geografica, è una questione proprio esistenziale. Questa città, questa fortezza, se non ci fossero stati i Balcani, non sarebbe stata mai costruita. E dopo la grande invasione turca del 1499 che i veneziani pensano di costruire questa fortezza. E poi però grattando, guardando, esplorando, ho capito che i turchi chi erano? Bosniachi irregolari. Quindi i Balcani sono parte di noi. Pensare di trasformarli in buco nero vuol dire prepararci al disordine, prepararci alla guerra e prepararci alla tempesta. Io vorrei che si parlasse e si lavorasse il linguaggio e il comportamento della pace per salvare il nostro futuro e non quello dei buchi neri, delle esportazioni di rifiuti umani. Questo è il contributo modesto, umile, che il mio libricino cerca di fornire a questo dibattito. L'Unione Europea può esportare anche legalità, giustizia, prima di far entrare questi paesi, Bosnia, elenchiamoli così da nord a sud: Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia, Macedonia del Nord e Albania. Lo Stato di diritto in questi paesi spesso latica, qualche volta anche da noi, ma però insomma, possiamo sorvolare, se noi siamo quelli che giudicano. Quali saranno i criteri giusti per l'Unione Europea per far entrare questi paesi dal punto di vista della legalità, della giustizia, dello Stato di diritto? Guarda, io penso che non ci siano risposte facili. Abbiamo discusso del mondo, abbiamo discusso dei Balcani, la situazione è difficile, quindi non c'è la bacchetta magica. Non è che ci sarà l'Europa che arriverà con la bacchetta magica e porterà la giustizia, lo Stato di diritto, claudicante anche qui da noi in questi paesi. Non ci credo. Questo non sarà possibile e dobbiamo essere onesti, anche di fidare dei venditori di facili illusioni che dicono domani quello che voleva fare Trump. Trump fece un accordo fra il Kosovo e la Serbia e disse, ha annunciato alla Casa Bianca, e disse: perfetto, abbiamo risolto la questione del Kosovo e della Serbia, con delle cose alla Trump, no? Voli gratis, aperture di casinò, si parlava, queste cose molto, molto suggestive. 2 anni dopo i paesi sono stati di fronte all'esplosione di un nuovo conflitto armato. Quindi io credo che bisogna essere molto realisti e responsabili, anche per rispetto nostro, rispetto per questa regione e per questi concittadini europei che sono lì. Incominciamo dalle basi, incominciamo con chiamare le cose per quello che sono. Se abbiamo dei regimi autoritari, come è il caso, diciamo che sono autoritari. Se c'è della corruzione, diciamo che c'è della corruzione. Se c'è del nazionalismo, diciamo che c'è del nazionalismo. Io penso che questo sia l'esercizio più utile per aiutare la regione e per aiutare anche l'Europa. Onestà intellettuale. Partiamo dal riconoscere la questione e poi da lì sviluppiamo una strategia che possa aiutarli a ritornare alla comunità a cui appartengono, che è l'Europa e che è l'Unione Europea. Francesco, credo che forse siamo arrivati alla fine.
Ti ringrazio per queste tue... Grazie a te, grazie a tutti.